Il Kaddish è la rituale preghiera funebre recitata dal rabbino capo Shalom Bachbut per i 246 ebrei veneziani sterminati nei campi di concentramento, fiori e candele accese davanti al treno della Shoah nel campo del ghetto. Venezia si ferma nel giorno della memoria in un ghetto rigidamente controllato dalle forze dell'ordine, con una presenza massiccia ma discreta. Entrano per la solenne cerimonia le massime autorità della regione. Il presidente del Veneto Luca Zaia e il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato. Ad accoglierli il presidente della comunità ebraica veneziana Paolo Gnignati. I fatti di Parigi presenti e palpabili nell'aria, una sensazione di paura che da sempre ha respirato questo popolo che ancora oggi invoca dialogo e cambiamento. Il kippah sul capo considera questo giorno un momento per guardare al futuro il governatore Zaia. Le persone non si dividono per credo religioso o per colore della pelle, ma le persone sono tutte uguali e quando ci sono delle tensioni vanno risolte riportando tutti nell'alveo di quello che è la civile convivenza. Nel 2016 il ghetto di Venezia celebrerà i suoi 500 anni di storia e proprio dal suo campo più famoso, nella giornata del ricordo, per fare memoria e non dimenticare gli orrori del passato, il presidente lancia la sua proposta. Noi siamo impegnati assieme alla comunità ebraica perché questi festeggiamenti siano anche un'occasione di riflessione nonché di valorizzazione del ghetto, ma dico anche che per noi ghetto è un momento di vanto e spero che il prossimo anno sia pieno di ragazzi, che questa piazza, la piazza del ghetto, nella giornata della memoria sia piena di ragazzi di scolaresca. Una scolaresca in campo c'era, i ragazzi della quinta elementare di una scuola vicentina di Zermeghedo, che davanti alla corona d'alloro hanno intonato il triste canto di un loro coetaneo, cenere nel vento, sopra il cielo di Auschwitz. Io chiedo come può l'uomo uccidere un suo fratello, eppure